Agrigento, a Casa San Filippo, sede del Parco Valle dei Templi, oggi e domani si svolge la 9ª edizione delle giornate gregoriane promosse dallo stesso Parco Valle dei Templi, diretto da Giuseppe Parello. L'edizione 2015 delle giornate gregoriane verte sul tema la persistenza della memoria, vivere il paesaggio storico, sulle nuove prospettive legate allo studio, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio, di cui discutono studiosi di livello internazionale, archeologi, architetti, agronomi e geologi. È stata inoltre assegnata ad una tesi di laurea sull'archeologia o sul paesaggio della Valle dei Templi la Borsa Gregorio di Agrigento, tramite cui il Parco Valle dei Templi intende sostenere i giovani studiosi e favorire la pubblicazione e la divulgazione delle loro ricerche. Il tema che abbiamo posto a base del convegno quest'anno è la tutela e la fruizione del paesaggio, nell'ottica di ritrovare consonanza in altri luoghi delle attività che il parco sta svolgendo in questo settore. Il tema principale è quello della riconoscibilità appunto del paesaggio storico, della sua evoluzione a partire, per quanto riguarda per esempio Agrigento, dall'antichità classica fino all'età industriale, e poi come mettere a punto delle metodologie di fruizione di questo paesaggio e di manutenzione attiva. In questi 2 giorni Agrigento e la Valle dei Templi diventano la capitale del paesaggio italiano, perché qui abbiamo raccolto alcuni dei massimi specialisti di questo tema, sia nel campo dello studio, con un approccio multidisciplinare. Ci sono archeologi, storici dell'arte, urbanisti, architetti, storici, ma anche per fare il punto della situazione di progetti già realizzati o in corso di realizzazione. Pensiamo ai 2 piani paesaggistici della Puglia e della Toscana che saranno presentati e che sono per noi un riferimento per la Sicilia e per tutta l'Italia. Il Ministero per i Beni Culturali, dopo la sua riforma, avrà nei prossimi anni, già a partire dal 2016, come priorità il paesaggio, perché con la conoscenza e la tutela del paesaggio noi vorremmo introdurre una nuova maniera di intendere la stessa tutela, più legata ai progetti, alla partecipazione attiva dei cittadini e meno solo vincolistica. Nei nostri paesaggi, nei nostri territori abbiamo delle tracce della storia del lavoro, che sono delle tracce che descrivono l'intero ciclo produttivo, spesso a partire dalle cave sino ad arrivare ai luoghi di produzione veri e propri, fornaci o altro, sistemi di campi agrari. E quindi il problema che si pone è il problema non solo di una tutela, della complessità della tutela di questi luoghi, di questi sistemi, di queste fonti, ma è anche cercare di capire come le comunità locali, che sino a pochi decenni fa, sino a mezzo secolo fa spesso, vivevano immersi in questi paesaggi appunto della produzione, oggi possano tornare nei luoghi di questi paesaggi tematici, quindi la produzione agricola, la produzione anche della calce, la produzione della pietra, e trovare delle consapevolezze non solo per una tutela dei paesaggi, ma anche per poi trasformare questi paesaggi in un motore anche economico, come l'esperienza degli ecomusei, quindi il sistema del ferro, della calce, del carbone, e quindi avere delle ricadute importanti a livello sociale, e una tutela che non è più una tutela imposta dagli enti, diciamo, preposti alla tutela, ma è una tutela che invece nasce dal basso attraverso una manutenzione quotidiana, attraverso una condivisione, una consapevolezza di questi luoghi.